Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Ponte sullo Stretto si concentra sull'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'inchiesta per corruzione della Procura di Roma. Indagati anche un imprenditore calabrese e un avvocato che aveva fatto parte del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina. Ciucci, l'amministratore delegato, reagisce: siamo sorpresi, la società è totalmente estranea, e prosegue nel suo impegno di realizzare il ponte. Ma il Comitato No Ponte promuove una raccolta firme per chiedere le dimissioni dei vertici della Stretto di Messina e organizza una manifestazione per sabato. Palermo scossa dalla spirale senza fine degli attentati della mafia del Pizzo. Il sindaco La Galla chiede l'intervento del governo. Lunedì nel capoluogo il ministro Piantedosi. Per i reati più diversi nella sanità, 86 indagati in Sicilia solo quest'anno. È la denuncia di Libera, che stamattina ha organizzato un sit-in a Palermo, sempre nel capoluogo, col diretti in piazza contro chi traffica olio e grano sotto costo, mandando in bancarotta i produttori. Alta tensione nel centrodestra siciliano, sempre più accesi i toni del confronto fra i partiti della coalizione. Per la prima volta si parla apertamente di un candidato per le regionali al posto di Schifani. Luca Parmitano tornerà nello spazio nel 2027. Sarà nell'equipaggio dell'astronave che collauderà le tecnologie della futura missione della NASA sulla Luna. Calcio, Palermo già attivo sul mercato. I rosanero accelerano per Cassandro e Trimboli, mentre restano vive le piste Rui Modesto e Strefezza. Serie C, Catania continua a lavorare sotto traccia per la nuova stagione. Fabio Caserta resta il primo obiettivo per la panchina, attese novità nei prossimi giorni anche in vista del CDA chiamato a definire la programmazione. Bentrovati. È Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, la figura principale al momento dell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina e sui controlli di legittimità del governo. Inchiesta per corruzione. Francesco Triolo. Si concentra su Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, la nuova inchiesta della Procura di Roma che scuote il progetto del ponte sullo Stretto. Secondo gli inquirenti, Miele avrebbe favorito l'iter di approvazione del progetto definitivo dell'opera durante la delicata fase dei controlli di legittimità sulla delibera del CIPES, il Comitato Interministeriale, che ha dato il via libera al ponte con prescrizioni e raccomandazioni. Insieme a lui risultano indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del Consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. I fatti si riferiscono ad un periodo che va dall'ottobre del 2025 e l'ipotesi della Procura è quella di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Miele avrebbe fornito informazioni riservate sugli orientamenti dei magistrati contabili e sull'andamento delle discussioni interne alla Corte dei Conti, chiamata ad esprimersi sul progetto. In cambio, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto promesse di sostegno professionale per il periodo successivo al pensionamento, partecipazione a eventi pubblici e interventi finalizzati a favorirne future opportunità lavorative e cariche in enti pubblici. Il magistrato, in un'intercettazione, ha affermato di non essere assolutamente allineato a questi deficienti dei miei colleghi, avrebbe detto, quelli che pochi giorni prima avevano negato il visto di legittimità alla grande opera. Naturalmente si tratta al momento di contestazioni, tutte da verificare nel proseguo delle indagini. C'è un aggiornamento di poco fa dell'agenzia ANSA. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio hanno tentato di corrompere altri 2 giudici della Corte dei Conti. E quanto emerge, riferisce l'agenzia, dall'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, che coinvolge, come abbiamo appena sentito, l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I 2 hanno avvicinato, senza ottenere risultati, altri 2 magistrati contabili
che dovevano occuparsi appunto del dossier Ponte. I giudici avvicinati hanno detto di non dare seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Intanto sul fronte delle indagini gli investigatori sono al lavoro sul materiale sequestrato dai carabinieri del ROS. C'è da analizzare cellulari, PC e dalle carte emerge anche il rapporto di vicinanza tra Miele, l'ex magistrato della Corte dei Conti, e Virgilio, l'imprenditore. Il magistrato si rivolge a lui anche per individuare architetti di sua fiducia per verificare la possibilità di preventivi di importo meno elevato per lavori di progettazione e ristrutturazione delle abitazioni dei figli, non del ponte, dei figli. Questo dice l'ANSA. Intanto i contrari al ponte chiedono le dimissioni dei vertici della Stretto di Messina e l'amministratore delegato Ciucci replica, dice: siamo estranei ai fatti e andiamo avanti. Sabato nuova manifestazione a Lorena Dolci. L'inchiesta della Procura di Roma per corruzione non ferma il progetto del ponte sullo Stretto, ma riaccende lo scontro tra favorevoli e contrari all'opera di cui si parla da oltre un secolo. I comitati no ponte invece del ponte chiedono le dimissioni di Ciucci, l'amministratore delegato della Stretto di Messina, concessionaria del progetto, che replica così. La notizia delle indagini della Procura di Roma ci ha colpito di sorpresa, la società è totalmente estranea ai fatti indagati. Da parte mia non ho avuto nessuna comunicazione riguardante questi fatti. Ma il popolo del no insiste e lancia una raccolta di firme e chiede l'amministrazione giudiziaria della società. Un pachiderma, scrivono, che costa un botto ai cittadini per non raggiungere nessun risultato. Denaro pubblico, spiega il comitato, che potrebbe invece essere utilizzato per tante opere di cui il territorio ha realmente bisogno. Ma né polemiche né inchieste fermano il governo, che ribadisce l'impegno ad andare avanti in questo grande progetto. Rimane l'impegno della società nella massima trasparenza a dare esecuzione alla missione affidataci dal Parlamento e dal Governo e quindi a realizzare al più presto e bene il ponte sullo Stretto di Messina. Sabato nuova manifestazione di protesta a Messina, a Torrefaro, proprio nel luogo indicato per la costruzione del pilastro siciliano del ponte. Altre notizie: a Palermo e allarme attentati per la serie infinita di intimidazioni mafiose ai commercianti. Il sindaco Lagalla chiede l'intervento del governo. Lunedì arriva il ministro Piantedosi. Lorena Dolci. Palermo si scopre impotente di fronte al ritorno della violenza mafiosa. Attentati, bottiglie incendiari, colpi di Kalashnikov hanno lasciato il segno nel tessuto economico della città. I commercianti hanno rabbia e paura. La politica chiede risposte immediate. È necessario un intervento straordinario dello Stato, dice il sindaco Lagalla. Le istituzioni devono dare una risposta unitaria, determinata e all'altezza della gravità del momento. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà lunedì a Palermo per rispondere alla percezione di insicurezza dei palermitani, che chiedono più uomini delle forze dell'ordine, presidi fissi e interventi straordinari. Per il presidente della regione Schifani, la Sicilia onesta e laboriosa non si farà intimidire. Destra e sinistra solidarizzano con i commercianti intimiditi. Davide Faraone di Italia Viva ieri ha incontrato il prefetto Mariani. Non bastano le telecamere, ha detto, il nodo centrale resta quello dei controlli e delle forze dell'ordine. Diversi componenti della Commissione Nazionale Antimafia, dal PD a Forza Italia, chiedono che l'allarme attentati venga affrontato anche attraverso una missione conoscitiva. Lo Stato non può indietreggiare, deve garantire una presenza forte e concreta al fianco di chi ogni giorno investe, lavora e produce nel rispetto della legalità. Condanna e vicinanza anche da parte dei sindacati CGIL e CISL-UIL ai titolari dei locali danneggiati da incendi dolosi. Il racket ha rialzato la testa, è una sfida non solo alle istituzioni ma anche alla società civile. 86 indagati in Sicilia per i reati più diversi nella sanità soltanto quest'anno. È la denuncia di Libera, che ha analizzato le inchieste aperte da gennaio a giugno e ha organizzato un sit-in questa mattina davanti all'assessorato regionale. Manlio Viola.
La corruzione in sanità non è un fatto soltanto etico o politico, ma comporta inefficienze che poi si trova a pagare il cittadino in termini di servizi che non vengono resi. Lo sostengono gli attivisti di Libera, che questa mattina hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale alla salute di piazza Ottavio Zino a Palermo e presentato il loro studio sul sistema corruttivo che avvolge la sanità siciliana. 86 indagati solo a partire da gennaio di quest'anno nell'isola, dicono i dati snocciolati da Eliana Messineo della segreteria di Libera Palermo. Dal 1 gennaio al 1 giugno di quest'anno, del 2026, sono state censite dalla nostra associazione molte inchieste in Sicilia. Ci sono circa 86 indagati per corruzione in ambito sanitario e si tratta ovviamente di reati tra i più disparati, molte tangenti, turbativa di gare d'appalto, insomma tutte delle condizioni che per noi hanno chiaramente dei costi economici e sociali. Le conseguenze si vedono ogni giorno e le vive chi ha bisogno di rivolgersi agli ospedali e al Servizio Sanitario Nazionale per curarsi, secondo Carmelo Pollichino del coordinamento Libera Palermo. La mancanza di servizi sanitari è dovuta tanto al fenomeno della corruzione. Non è più possibile che la sanità sia un fortino per pochi e che porta all'arricchimento soltanto di alcuni gruppi di persone. Ma Libera non si fermerà alla sanità e annuncia l'accensione dei riflettori anche sul ponte sullo stretto di Messina, all'indomani dell'apertura di un'inchiesta a Roma che ipotizza corruzione e pressioni indebite sulle autorizzazioni. Sempre a Palermo anche la Coldiretti in piazza contro i trafficanti di olio e grano, in questo caso, che mandano in bancarotta i produttori siciliani. Non recuperiamo più neanche le spese, dicono gli agricoltori. Marco Gullà. Non è pensabile che ancora una volta ci sia chi specula sul nostro lavoro. Ancora una volta gli agricoltori scendono in piazza, questa volta per dire basta alla speculazione sul grano siciliano. 19 centesimi al chilo sono un'elemosina, dicono, che gli agricoltori non possono più sostenere. Anche alla luce del costo della pasta, 2 euro minimo, mentre il pane si aggira sui 3 euro. Oggi la protesta davanti alla prefettura di Palermo. In questo momento abbiamo speculazioni sul grano. Compriamo pane a 3 euro al chilo, compriamo pasta a 2 euro al chilo e sotto Trebbia c'è chi vuole fare dei contratti a 19 centesimi. Molto di meno dei costi di produzione. Siamo tutti in dissesto perché un litro di latte costa 1,40 euro e ci vogliono 7 kg di grano per comprare un litro di latte. La Coldiretti aggiunge che i trafficanti speculatori vanno fermati anche applicando la legge contro le pratiche sleali, rendendo effettivo il divieto di vendita sotto il costo di produzione. Dobbiamo cercare di garantire ai nostri produttori di avere tracciabilità, ma soprattutto di avere rispettate quelle norme che noi rispettiamo. Non possiamo avere dell'olio etichettato extravergine che non è extravergine o dell'olio europeo o extraeuropeo che entra in Italia e diventa 100% italiano. E molti imprenditori agricoli stanno vendendo i loro terreni. Minimo il grano dovrebbe andare dai 35 ai 40 centesimi all'ingrosso. E invece adesso quanto? 19 centesimi, nemmeno il costo di produzione. E siamo all'attualità politica, alta tensione nel centrodestra, sempre più accesi i toni del confronto fra i partiti della coalizione regionale. Per la prima volta si parla apertamente di un candidato per le regionali al posto di Schifani, Manlio Viola. Il centrodestra siciliano piomba nel caos e adesso è tutti contro tutti. La sconfitta elettorale alle amministrative stavolta si dimostra deflagrante, molto di più di quanto non si potesse prevedere, e tutte le tensioni sopite o sotterranee vengono alla luce. Dismette la prudenza il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, Luca Sbardella, che accusa gli alleati di essere stati troppo egoisti, soprattutto ad Agrigento, dove un accordo, dice, si poteva trovare. Il siluro è indirizzato alla Lega, ma in generale c'è una stoccata anche al presidente della regione, del cui silenzio è infastidito Sbardella. Di fatto tutti guardano al 2027, sostiene, nessuno ha guardato ad oggi, perdendo ancora il controllo del territorio da un punto di vista politico oggi e probabilmente anche domani. Ma mentre il commissario di Forza Italia Minardo invece è in giro per la Sicilia alla ricerca di un modo per rifondare la classe dirigente nelle province, il vero affondo arriva da un grande vecchio come Pino Firarello, al quale brucia la sconfitta del generale Giuseppe Castiglione a Bronte. Firarello parla senza mezzi termini della corte dei traditori che sta intorno a Schifani. Ci sono colpe gravi in Sicilia, ma ci sono colpe anche che discendono da Roma. Intanto all'Ars un bando in agricoltura cade sotto i colpi della guerra fra autonomisti e Lega. MPA vota insieme al PD e lo fa stavolta apertamente. E stasera Grande Sicilia MPA si riunisce per valutare i prossimi passi.
Catania rubavano i cavi di rame delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, provocando danni e disagi agli automobilisti. In 2 ai domiciliari. Desiree Ferlito. Colpivano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche per impossessarsi dei preziosi cavi in rame. È l'accusa contestata a 2 uomini, un 54enne e un 34enne, finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, i 2 avrebbero agito tra febbraio e marzo scorsi, spostandosi a bordo di un'autovettura e prendendo di mira diversi punti di ricarica nelle province di Catania e Siracusa. 10 gli episodi contestati. Obiettivo dei furti: costosi cavi in rame, utilizzati per alimentare le colonnine elettriche. Un bottino che avrebbe provocato non solo ingenti danni economici, ma anche pesanti disagi agli automobilisti, impossibilitati a ricaricare i propri veicoli. Determinanti per le indagini le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate. Attraverso l'analisi dei filmati, gli agenti della squadra antirapina sono riusciti a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dei 2 indagati, portando la procura a richiedere una misura cautelare. Per entrambi non si tratterebbe del primo episodio. I 2 erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un altro furto di cavi in rame all'interno di una cabina elettrica. A Marsala un ladro ha tentato di svaligiare un'abitazione e all'arrivo dei carabinieri si è nascosto sotto il letto, senza però farla franca. L'uomo, forzata una finestra, si era introdotto in un appartamento di una contrada marsalese, ma aveva fatto scattare l'allarme anti-intrusione e i militari dell'Arma lo hanno sorpreso ancora nascosto e lo hanno arrestato. Goliardia e follia a Catania, la festa dei maturandi degenera e l'anno scolastico si chiude nel peggiore dei modi vicino al Cutelli. La preside dice non è colpa soltanto dei nostri studenti, la polizia municipale dichiara è l'evento peggiore tra i peggiori che potevano capitare. Tonino De Mana. Il giorno dopo restano la vernice a terra e sulle auto, bottiglie di vario colore nella piazza e tracce di uova ovunque. La festa di fine anno scolastico a largo Rosolino Pilo a Catania, trasformata da un evento goliardico ad un grave atto di vandalismo, con tanto di assalto alle forze dell'ordine che sin dal mattino presidiavano la zona. Auto di servizio e agenti della polizia municipale presi di mira, oggetto di un fitto lancio di farina, uova e vernice. In poche ore è arrivata la ferma condanna dell'amministrazione comunale e il nome del Cutelli è finito sui media e sulla bocca di tutti, circostanza però che il dirigente scolastico Elisa Colella intende precisare. Certamente c'erano dei ragazzi cutelliani nel gruppo, certamente c'erano dei ragazzi ex cutelliani nel gruppo, ma c'erano dei ragazzi che provenivano da altre scuole, così come negli ultimi 50 anni. Il luogo di ritrovo della piazza Largo Rosolino Pilo è un luogo che ha sempre attratto gli studenti di tutte le comunità scolastiche. Poi forse la situazione è scappata di mano perché poi spray, farina e uova sono finiti direttamente contro le forze dell'ordine. Certamente, ma questo non significa che siano stati ragazzi del Cutelli. Gesti inqualificabili per i vertici della municipale. L'evento è stato dei peggiori che potevano capitare, anche perché noi siamo stati chiamati, siamo stati proprio chiamati dal preside dell'istituto per prevenire questi fatti e invece si sono puntualmente verificati. Una cosa molto molto brutta. La visione dei filmati porterà presto a conseguenze giudiziarie per i protagonisti della movimentata festa. Un maggiorenne può rischiare una denuncia per violenza a pubblico ufficiale, per oltraggio a pubblico ufficiale o anche per danneggiamento dei mezzi. Atti di esagerata goliardia sono stati segnalati anche in altri licei catanesi. Ancora a Catania, blitz contro degrado e illegalità nel centro storico. Nei giorni scorsi la polizia ha coordinato un intervento straordinario che state vedendo nell'area di Piazza Asmundo e del Teatro Greco. Dopo le segnalazioni dei residenti, in un giardino pubblico erano state realizzate addirittura delle capanne di fortuna con materassi e rifiuti, trasformando l'area in una vera e propria discarica a cielo aperto. I cittadini inoltre avevano denunciato episodi di consumo di droga. Con la collaborazione del Comune è stata effettuata una completa bonifica dell'area, che era così come vedete all'inizio, rimossi i rifiuti, eseguiti interventi di potatura e pulizia della verde e messa in sicurezza della segnaletica stradale. A Palermo 2 carabinieri hanno salvato la vita a un bambino. A bordo di una gazzella sono stati affiancati da un'auto
al cui interno c'erano il padre e la madre di un bimbo privo di sensi e cianotico. I genitori hanno chiesto aiuto, i carabinieri li hanno preceduti a sirene spiegate fino al pronto soccorso dell'ospedale dei bambini, dove il piccolo è stato rianimato dai medici. Ad Arano si prepara ai festeggiamenti per il patrono San Nicolò Politi, un'occasione per vivere la città tra tradizione e spettacoli. Orazio Longo. Il filo conduttore è la devozione verso San Nicolò Politi, patrono della città di Adrano, nella ricorrenza del centenario della traslazione. Una devozione che culminerà il 3 agosto, ancora una volta con la spettacolare volata dell'Angelo in piazza Umberto. A contorno una serie di grandi eventi. Tradizione e nomi di rilievo nazionale con il crew rappresentato da Sal Da Vinci il 29 luglio. Il 10 giugno il centro storico torna a vestire i panni di un teatro diffuso, passando per l'esibizione del giovane ballerino Nunzio Stancampiano, Adranita, già protagonista di fortunate trasmissioni televisive, al sassofonista Alfio Russo, reduce dalla vittoria del programma Dalla strada al palco. Per il sindaco Mancuso si tratta di puntare all'intrattenimento a 360 gradi, partendo innanzitutto dalla memoria. Quest'anno sono 100 anni dalla traslazione, con la pace che insieme alla Scala di Fusi abbiamo fatto abbracciandoci con lo stesso nome, San Nicolò Politi. Noi partiamo dalla nostra comunità e ritengo che la nostra comunità sta facendo veramente molto bene grazie alle associazioni sportive, a quelle culturali e agli spettacoli. Nel cartellone anche la festa dello sport. Luca Parmitano torna nello spazio, sarà il pilota e sarà nell'equipaggio dell'astronave della NASA che collauderà le tecnologie della futura missione sulla Luna. Desiree Ferrito. Dalle pendici dell'Etna fino allo spazio, la Sicilia torna a guardare la Luna con gli occhi di uno dei suoi figli più illustri. Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò, è stato scelto dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Europea come pilota della missione Artemis 3, uno dei passaggi più importanti del programma che punta a riportare l'uomo sulla superficie lunare. Un incarico prestigioso che premia anni di esperienza, addestramento e missioni nello spazio. Parmitano è stato il primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale e oggi scrive un'altra pagina di storia, diventando il primo astronauta europeo selezionato per una missione che nel 2027 servirà a testare tecnologie e manovre fondamentali per il ritorno stabile dell'uomo verso la Luna. Parmitano sarà uno dei 4 astronauti a bordo della capsula Orion, nel ruolo di pilota. Mentre il mondo si prepara alla prossima frontiera lunare, la Sicilia guarda con orgoglio il nuovo traguardo di Luca Parmitano, esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni, come ha detto il presidente della regione Schifani. Nostra pausa adesso, tra poco il calcio con il Palermo che accelera sul mercato, mentre per il Catania Caserta resta primo obiettivo per la panchina. Vi aspetto. Calcio, Palermo già al lavoro per le prime operazioni di mercato. Marco Gullà. Il calciomercato deve ufficialmente ancora aprire i battenti, ma il Palermo sta provando già a mettere dentro i primi colpi. I fari del club rosanero sono puntati con decisione su Tommaso Cassandro e Simone Trimboli. Per Cassandro, jolly difensivo classe 2000 di proprietà del Como e reduce da un ottimo biennio in prestito al Catanzaro, la trattativa è già avviata sulla base di una richiesta iniziale di circa 3 milioni di euro. Sul fronte della mediana si stringe invece per Trimboli, regista classe 2002 del Mantova, che il direttore sportivo Osti conosce benissimo fin dai tempi della Sampdoria, avendogli firmato all'epoca il primo contratto da professionista. Il Palermo proverà intanto nei prossimi giorni a sferrare l'attacco decisivo per Rui Modesto, riaprendo i dialoghi con l'Udinese per trovare una formula alternativa al vecchio diritto di riscatto da 3 milioni di euro non esercitato. Per il resto del reparto avanzato si monitora la situazione di Strefezza, di proprietà dell'Olympiakos, ma reduce dal prestito al Parma. Qualora i ducali decidessero di trattenerlo, per il rosa potrebbe aprirsi la pista a
Ahlqvist, esterno svedese, in scadenza tra un anno con i gialloblu. Più in salita la strada che porta al giovane Rao del Napoli, messosi in luce a Bari, mentre sul fronte delle uscite si registra l'interesse di Sampdoria e Modena per Matteo Brunori. Trattativa in corso fra il Catania e Fabio Caserta, ma non ancora definita. Francesco Triolo. Le linee base sono state delineate, ma il futuro del Catania è ancora tutto da scrivere. Il silenzio che aleggia all'esterno del gruppo in plancia di comando lascia intendere la volontà di mantenere il massimo riservo, anche se i sondaggi, gli incontri e le valutazioni interne non si sono mai interrotte. Fabio Caserta è il preferito per la panchina rossaazzurra, il suo nome da tempo in cima alla lista. Lo era anche a stagione in corso, quando poi però andò ad Empoli e il Catania ha virato su Viali. Come è andata? Lo sappiamo tutti. L'Empoli avrebbe messo sul tavolo il rinnovo per il tecnico che ha portato alla salvezza i toscani, ma il biennale offerto dal Catania è di quelli importanti, oltre agli aspetti legati all'attaccamento alla piazza. Però la possibilità di allenare ancora in B per Caserta non è roba da poco, tanto che il tecnico ha rallentato i tempi senza sciogliere le riserve. La situazione oggi sembra in fase di stallo. L'Empoli, come il Catania, ha parlato anche con De Giorgio, i rossazzurri hanno incontrato anche Biancolino e Grella lunedì ha avuto un lungo colloquio con Francesco Passiatore, ma per l'ex attaccante è da capire quale possa essere il ruolo nel Catania. I rossazzurri potrebbero liberarsi di un altro contratto, quello di Ivan Moschella, ex collaboratore di Toscano, che potrebbe diventare l'allenatore del Crotone. La prossima settimana potrebbero esserci novità, attendendo anche il famoso consiglio d'amministrazione ufficiosamente previsto, ufficialmente ancora non tenutosi. Sarà lì che verranno messe nero su bianco le decisioni e avviata la fase operativa della programmazione. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.